Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Dal 5 all'11 gennaio in Friuli Venezia Giulia i nuovi contagi da Covid sono aumentati del 67% rispetto alla settimana precedente. Peggiora anche il dato dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 3.139. Pordenone supera Trieste per quanto riguarda l'incidenza dei casi, sono 2.105 ogni 100.000 abitanti contro i 2.071 del capoluogo regionale. Seguono Udine con 1.830 casi e Gorizia con 1.496. Sopra soglia di saturazione posti letto in area medica 27,6% e in terapia intensiva 21,1% occupati da pazienti Covid-19. E quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'aumento della pandemia in regione. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in regione, rileva il report, è pari al 77,4% rispetto alla media italiana del 79%. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 55,4%, mentre a livello nazionale è del 61,5%. Contagi in aumento, attività chirurgica ridotta e reparti ospedalieri al collasso nel Pordenonese. Per Massimo Crapis, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive di ASFO, si sta abbattendo la tempesta perfetta. Siamo vicini alla tempesta perfetta. Massimo Crapis, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive di ASFO, non usa mezzi termini nel descrivere la situazione che sta vivendo la sanità locale di fronte all'aumento incontrollato dei contagi da Covid-19. 9 positività anche tra il personale sanitario, reparti dell'ospedale al collasso e attività chirurgica fortemente ridotta delineano, secondo il medico, un quadro alquanto allarmante. La situazione è complicata perché siamo vicini a quella che possiamo chiamare come la tempesta perfetta. Siamo in una fase molto critica. Non voglio sembrare troppo pessimista, ma in realtà, ripeto, stiamo parlando ai realtisti e quindi parliamo di realtà. Chiedo di riflettere che avremo 2 mesi molto difficili e non è detto che il sistema sanitario sopravviva a questo. Tanti numeri, meno forze da poter mettere in campo. Che cosa unisce queste 2 criticità? Una stanchezza estrema che arriva di fatto allo sfibramento, soprattutto di tipo nervoso, ma anche di tipo fisico del personale sanitario. Ecco perché la definisco una situazione vicina alla tempesta perfetta. Per cui, se ci sono sembrati duri questi ultimi 2 anni, sappiate che i prossimi 2 mesi saranno i più duri in assoluto. Se è vero che la variante Omicron sta infettando sempre tra bambini e ragazzini, nella pediatria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone si stanno osservando numerosi casi, anche complicati da curare, di altre sindromi respiratorie. Covid-19 c'è di più. La pandemia sta mettendo a dura prova il sistema sanitario di ASFO, ma le preoccupazioni dei medici pediatri non sono tutte incentrate sul coronavirus. Perché se è vero che la nuova variante Omicron sta infettando sempre più tra bambini e ragazzini, nella pediatria del Santa Maria degli Angeli si stanno osservando numerosi casi complicati da curare di altre sindromi respiratorie che possono anche richiedere il ricovero. In questo momento siamo alla fine dell'epidemia di virus respiratorio syncytiale che aveva caratterizzato i mesi di novembre e dicembre. In questo momento vediamo diversi bambini che arrivano con virus diversi, virus che hanno anche così dei nomi un po' strani. Abbiamo delle infezioni da boccavirus, da rinovirus, da metapneumovirus, bambini che possono avere anche un mix di tutti questi virus. Siamo alla politica. Saranno scelti questo pomeriggio dal Consiglio regionale i 3 grandi elettori che dovranno recarsi a Roma per l'elezione del successore di Sergio Mattarella. Il Consiglio regionale si riunirà questo pomeriggio alle 15 per scegliere i 3 grandi elettori che dovranno, dal 24 gennaio, recarsi a Roma per votare il Presidente della Repubblica. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Sono eleggibili tutti i 49 consiglieri, uno per Costituzione spetta alla minoranza e ognuno potrà esprimere 2 nominativi. In caso di parità è previsto il ballottaggio.
Nonostante le polemiche dei giorni scorsi, non dovrebbero esserci colpi di scena. Prassi vuole che i 3 grandi elettori siano il presidente del Consiglio regionale, il presidente della regione e l'ultimo sfidante di quest'ultimo alle elezioni regionali. Dovrebbero dunque essere Piero Mauro Zanin, Massimiliano Fedriga e per le opposizioni Sergio Bolzonello a ricevere l'incarico di recarsi a Roma per la scelta del successore di Sergio Mattarella. Complessivamente saranno 58 i grandi elettori, 3 per ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha 2. A loro si aggiungono deputati e senatori. Siamo alla cronaca, un violento incendio ha distrutto una grande casa disabitata a Rivis di Sedegliano. L'allarme è scattato alle 5:30 e sul posto sono intervenuti 12 mezzi dei vigili del fuoco da Udine e da Pordenone. La strada è stata bloccata dalla polizia locale, sul posto è arrivato anche il sindaco Dino Giacomuzzi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, i danni sono ingenti, le cause del rogo sono in corso di accertamento. Le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio continueranno per tutta la giornata. Perde il controllo dell'auto che finisce gomma all'aria tra la carreggiata e il marciapiede. L'incidente è accaduto questa mattina tra San Giorgio di Nogaro e Tor Viscosa. Il conducente del veicolo è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Disagi per il traffico regolato dalla polizia locale. Un 35enne del Gemonese è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto ieri sera tra Trasaghis e Braulins lungo la ex provinciale 36. Alla guida di una Fiat Punto Abarth ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco. L'uomo è uscito da solo dall'abitacolo ed è stato soccorso dai vigili del fuoco che poi hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Per lui fortunatamente nessuna particolare conseguenza di tipo sanitario, disagi invece per il traffico. Dovrà scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione un cittadino romeno di 24 anni arrestato dai carabinieri di Basovizza e Aurisina dopo una latitanza durata più di 6 anni. Era stato giudicato per fatti che risalgono al 2015 quando sfondò la vetrina di un negozio rubando smartwatch e altri beni per un valore di 3.000 euro. È stato portato nel carcere di Udine. Ladri in azione in una casa di Dignano. Ieri pomeriggio i malviventi hanno forzato una porta sul retro e dopo aver rovistato in tutte le stanze hanno trovato una cassaforte e hanno rubato tutto il suo contenuto, oro, denaro contante e altri preziosi. Il danno è di diverse migliaia di euro. La brutta sorpresa al rientro della famiglia ed è scattata la chiamata al 112. Premio Nonino, gli Alambicchi si apriranno il 7 maggio 2022, è stata annunciata questa mattina la data della cerimonia rinviata per 2 anni, festa anche per i 125 anni della famiglia di distillatori friulani. Lo spirito dei Nonino non si arrende alla variante Omicron. Già rimandata per 2 anni e inizialmente fissata per sabato 29 gennaio, la cerimonia di consegna del premio istituito dalla famiglia di distillatori friulani si svolgerà la prossima primavera. Impossibile, visto l'andamento dell'epidemia, immaginare di accogliere gli ospiti tra gli Alambicchi in questo periodo. La famiglia ha annunciato questa mattina che la cerimonia del premio Nonino, 45esimo anno più 2, si svolgerà sabato 7 maggio 2022. La data coinciderà anche con l'inizio delle celebrazioni per i 125 anni della famiglia Nonino in distillazione. Da Orazio a Benito, da Benito e Giannola a Cristina, Antonella ed Elisabetta. Il premio Nonino, rimandato nel 2020 perché la famiglia di distillatori era impegnata a San Francisco in concomitanza con l'evento per ricevere un prestigioso riconoscimento, l'anno scorso non si è svolto a causa dell'emergenza sanitaria. Un brindisi da remoto con i videomessaggi di saluto dei tanti amici del premio è servito 1 anno fa a spiegare la decisione sofferta del rinvio, maturata nel rispetto di una caratteristica essenziale della cerimonia, la presenza nelle distillerie di Ronchi di Percoto dei premiati, dei giudici e degli ospiti. L'annuncio della nuova data è accompagnato dal messaggio del filosofo e sociologo francese Edgar Morin, neocentenario, vincitore del premio Nonino 2004, un maestro del nostro tempo e membro della giuria.
Viviamo in un momento surreale, in cui l'unica certezza è l'incertezza, dice. Mai come negli ultimi mesi abbiamo capito quanto i valori fondanti del premio Nonino siano visionari. Nato per salvare antichi vitigni autoctoni del Friuli in via di estinzione, il premio sottolinea la permanente attualità della civiltà contadina, intesa come il suo rispetto per la terra, per il suo ecosistema, per i valori da lasciare in eredità alle future generazioni, sapendo che la terra è la casa di tutti e rappresenta le nostre radici e la nostra identità. I pericoli che la minacciano, conclude Morin, devono farci prendere coscienza della comunità di destino di tutti gli esseri umani ed esortarci alla fraternità. Non è una bufala, è proprio il caso di dirlo. David Puente è stato nominato nelle scorse ore vice direttore di Open, il sito di informazione fondato da Enrico Mentana. A rendere pubblica la notizia, poi confermata dallo stesso giornalista friulano trapiantato ora a Milano, è stato Gerardo D'Amico, caporedattore della RAI e coordinatore della task force che l'emittente televisiva ha messo in piedi contro le fake news sulla pandemia. Puente, noto debunker, è diventato celebre in Italia grazie al blog Il Cacciatore di Bufale. All'interno di Open avrà ovviamente la delega al fake checking del portale. Ed ora siamo allo sport, dove si attende la valutazione del CTS, ma intanto l'intesa è stata trovata sul nuovo protocollo per la Serie A. Vediamo cosa prevede. Il nuovo protocollo anti-Covid è definitivo. Le nuove norme di regolamentazione per la gestione di positivi e quarantene in Serie A, riducendo le discrezionalità dell'ASL, è stato attuato. Un punto di equilibrio ragionevole, ha twittato Maria Stella Gelmini, ministro per gli affari regionali. Ora si attende l'ok del CTS, che valuterà la bozza del documento, nel quale ci sono diverse novità. La squadra sarà bloccata solo se il numero dei positivi è superiore al 35% del gruppo squadra. Su una rosa di 33 calciatori con 12 positivi la partita non verrà disputata. Sotto questa soglia le ASL non possono intervenire e bloccare le squadre professionistiche. Sarà inoltre previsto l'isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ritenuti ad alto rischio. Obbligo inoltre di indossare la mascherina FFP2 se non si effettua l'attività sportiva, a prescindere dallo stato vaccinale di ciascuno. Viene introdotta una sorta di quarantena soft che consentirebbe ai contatti stretti dei calciatori positivi di proseguire gli allenamenti e giocare le partite. L'unica differenza è che i non vaccinati non potranno prendere treni e aerei per spostarsi o risiedere in hotel, nel rispetto delle ultime disposizioni del governo. Un punto di rottura dunque con il recente passato e con l'ultimo protocollo varato solo una settimana fa. Con quello di oggi, rimanendo all'Udinese, la partita tra Udinese e Atalanta non si sarebbe giocata. C'è un'ulteriore distinzione per il gruppo squadra. Ora si intendono solo i calciatori che militano effettivamente in prima squadra, come da lista ufficiale comunicata alla Lega Serie A a inizio campionato. Siamo in chiusura, l'informazione ritorna in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.